Io sogno un'Europa in cui si possano organizzare dei dibattiti sull'antisemitismo, sulla giornata della memoria, alla presenza della comunità ebraica, dell'Associazione Italia-Israele in una sede istituzionale, senza necessariamente mobilitare gli artificieri e un nutrito squadrone di agenti o di angeli, come dovremmo definire. Scusate la premessa doverosa. Benvenuti nella sala IACE, un ringraziamento al Comune di Udine che ci ospita per la sua sede, una delle sue sedi più prestigiose, per questo incontro che si iscrive nella cornice dell'iniziativa annuale che si tiene ogni anno, organizzata dal Comune di Udine sulla giornata della memoria. Io ho il compito di fare la cornice per gli illustri ospiti che poi vi presenterò, non prima di aver ceduto la parola all'assessore Federico Pirone, che ci dirà qualche parola e farà il suo saluto istituzionale. Prego, assessore. Grazie Marco Rioles, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Questa è l'ultimo incontro del programma che l'amministrazione comunale ha dedicato al tema della Shoah. Siamo partiti lo scorso martedì proprio qua in Sala IACE con un incontro dedicato a Roberto Gentili e alla famiglia Gentili, una famiglia ebraica del nostro territorio. Abbiamo inaugurato una mostra sulla deportazione politica che appunto che potrete vedere fino ai primi di marzo a Palazzo Norburgo, in collaborazione con ANPI, ANED e Istituto Florano per la storia del Movimento di Liberazione. Giovedì c'era una presentazione di un libro di Roberto Curci su una vicenda particolarmente tragica dentro la comunità ebraica di Trieste. Ieri Antonella Tiburzi, storica, ha parlato della condizione di ritorno dei deportati nel 1946 e questa appunto è l'ultima delle iniziative. E abbiamo cercato di confezionare un programma che fosse appunto completo, che in qualche modo toccasse tutte le questioni vive attorno a questa giornata. E ovviamente non poteva mancare, e per questo ringrazio i presenti Giorgio Linda, presidente dell'Associazione Italia-Israele, Marco Riolis, presidente dell'Associazione della Neonata, Associazione Culturale Alfabeta, e il professor Elio Khabib, referente della comunità ebraica del Friuli Venezia Giulia. Non poteva mancare una serata come questa dedicata all'antisemitismo, al suo ritorno, comunque ai suoi rigurgiti, perché appunto sono innegabili. È innegabile di fatto una tendenza come quella che appunto stiamo verificando qua in Europa e non solo. Ci parla di continui attacchi o comunque intimidazioni di cui sono destinatari i cittadini e le cittadine di fede ebraica nella nostra Europa. Leggevo che tra l'altro nel 2014-2015 questa tendenza è stata confermata, che addirittura ci sarebbe stato un incremento del 50% degli attentati, delle intimidazioni, segno di un fenomeno che non è in qualche modo un fenomeno di superficie, ma che si sta forse intensificando in una maniera già purtroppo conosciuta nel passato. Allora io credo che serate come queste, che non sono assolutamente nelle nostre intenzioni serate retoriche, ma sono serate che servono per fissare una consapevolezza ben precisa, che innanzitutto ciò che appare
ancora sostanzialmente così inspiegabile è di fatto l'odio di cui venne fatto appunto oggetto la popolazione ebraica durante la Shoah, ed è qualcosa che è assolutamente drammatico, perché di fatto tra i milioni di morti il danno più grave è la popolazione ebraica. E quindi ricordiamo la Shoah, ricordiamo la catastrofe della Shoah, ricordiamo innanzitutto questo sistema che venne architettato da parte del nazionalsocialismo e del fascismo a danno della popolazione ebraica. Ma ricordiamo anche in queste occasioni come, a nostro giudizio, l'Europa che si fonda a partire anche da quella tragedia non può non essere sostanzialmente, non può non continuare a rifiutare l'antisemitismo. Cioè l'Europa di oggi è un'Europa anti-antisemitista in qualche modo, è un'Europa che ancora deve sostanzialmente continuare ad ispirarsi rispetto al rifiuto storico, culturale, politico, non soltanto di quella tragedia, ma ad un rifiuto che è ovviamente presente, che è contemporaneo e che le permette, a nostro giudizio, di in qualche modo affermarsi come in realtà il terreno della città, il terreno del rispetto, il terreno in cui in questi nostri confini geografici di fatto ogni fede, ogni cittadino può esprimersi liberamente, può, come diceva Marco Ioles, parlare anche dei temi diciamo più di qualsiasi tema senza sostanzialmente alcun tipo di preoccupazione. Ecco, credo che questo sia una costante, che un principio diciamo ineludibile, un principio che è fondativo proprio del nostro essere una comunità appunto di carattere europeo, e quindi in questo principio credo sta il senso di un lavoro che ovviamente parte dalla memoria, ma che si fonda le proprie gambe, la propria testa, il proprio cuore diciamo su questo rifiuto. Ecco, io per questi motivi ringrazio ancora gli organizzatori per questa occasione, perché loro, attraverso i loro interventi, potrete entrare veramente nel merito di una questione che reputiamo decisiva per l'Europa, per la nostra comunità che ovviamente europea si sente. Grazie. Grazie Assessore per queste belle, incoraggianti parole. È bello sentire il sostegno morale, oltre che fattivo delle istituzioni, noi ne siamo rincuorati. Allora entriamo nel vivo di questa discussione, di questa analisi, di questa riflessione che arriva appunto come coda di una robusta programmazione, come ogni anno, come la nostra appunto, la partecipazione, mettendo insieme un programma molto finto. E questo incontro è stato organizzato appunto dal Comune con il sostegno dell'associazione che ho l'onore di presiedere, che è il progetto Alfabeta, e vede, come potete notare, la presenza di due relatori, di due ospiti molto preparati e competenti, perché vivono sulla propria pelle i temi di cui discuteremo stasera e ne fanno oggetto di continua trattazione privata e pubblica. E salutiamo innanzitutto il professor Elio Cabin, che è il delegato della comunità ebraica di Trieste, e il delegato udinese. Lui rappresenta di fatto la comunità qui in città e nella provincia. Mentre alla mia destra, alla vostra sinistra, vedete il dottor Giorgio Linda, che non riesco più a contarne gli anni, troppi, dice lui, conduce una fervida e meritoria attività volta a promuovere una conoscenza della realtà ebraica attraverso la sua associazione, dall'associazione da lui presieduta, l'associazione Italia Seria del Friuli, e anche con frequenti incontri con ospiti anche molto illustri. Abbiamo, ricordo uno tra i tanti, ma
l'ambasciatore dello Stato di Israele in Vaticano, non ricordo il nome, chiedo scusa, ecco, e l'attività volta anche a far conoscere la complessa, articolata realtà di Israele, che è uno Stato vitale, oggetto di una storia molto controversa su certi aspetti, però senz'altro molto ricca. Ecco, la missione di questo incontro è ambiziosa, perché noi ci siamo nelle riunioni preparatorie, nella fase di elaborazione di questo pomeriggio, anche concordando il tutto con l'amministrazione comunale, che ringrazio, e abbiamo pensato di proporre una sorta di ricostruzione storica, ma anche cronachistica, di quello che abbiamo definito in un altro analogo incontro fotocopia tenuto qualche giorno fa, un odio indomabile, che noi tutti etichettiamo, conosciamo, indichiamo con il nome di antisemitismo, radici e attualità dell'antisemitismo. Quindi uno sguardo retrospettivo al passato, come è potuto nascere, come si è evoluto l'odio antisemita, e soprattutto l'interrogativo che cercheremo di sciogliere discutendo su come sia possibile, dopo l'orrore giustamente rievocato dopo l'orrore della Shoah, dei campi di sterminio, degli esperimenti barbari sui bambini, l'eugenetica, dopo questa follia, l'abisso in cui è precipitata l'Europa, 70 anni dopo, 71 anni dopo, le comunità ebraiche, europee, italiane, la comunità di Trieste, se vogliamo riferirci a quella che abbiamo più prossima, ancora si sentono in pericolo e non pochi ebrei europei emigrano, lasciano l'Europa verso il nido sicuro, il porto di Israele. C'è chi va negli Stati Uniti, ma è soprattutto Israele la meta di questi esuli che si sentono europei perché sono europei quanto noi, quanto i cristiani, quanto chi abbraccia un orizzonte largo. La storia dell'uomo è anche storia ebraica. Allora dicevo, attraverso la ricostruzione che affideremo a Giorgio Linda, ricostruiremo le radici dell'antisemitismo e poi con un incrocio di interventi tra il professor Tabib e Giorgio Linda entreremo nella storia contemporanea, nella storia dei giorni nostri, che è una storia terribile, soprattutto se vissuta con una kippah, se ancora è possibile girare con la kippah in Europa. Perché vedete, e qui concludo questo cappello, questa introduzione, io credo che tutti voi non possiate che rimanere sconcertati nel assistere, nel leggere sui giornali, guardare i telegiornali, gli episodi degli ultimi anni. Io ne cito 4 che sono certamente i più clamorosi, non gli unici, ma i più certamente quelli che hanno fatto più parlare, che hanno fatto più scalpore, che hanno fatto i titoli dei telegiornali, titoli purtroppo insanguinati. Perché vedete, era il 19 marzo del 2012, quando a Tolosa un giovane francese di origini algerine, ma è francese, nato in Francia, cresciuto in Francia, era entrato in azione 8 giorni prima e aveva ucciso in 2 attacchi in sequenza, un giorno dopo l'altro, 3 militari francesi musulmani come lui. Dicevo, il 19 marzo cosa fa? Armato, si presenta in una scuola ebraica, la scuola Ozar a Torah, frequentata da ebrei, soprattutto sefarditi, e si ritrova davanti a sé il rabbino, che è anche insegnante, e gli spara e lo uccide. L'insegnante, prima di morire, cerca di coprire i suoi 2 bambini, i suoi 2 figli studenti della sua scuola, che purtroppo fanno la sua stessa fine. Non parlo di questo gesto, l'attentatore entra nel cortile della scuola e uccide con un colpo alla tempia una studentessa di 8 anni. Un obiettivo scelto, selezionato, e non casuale, una catena di episodi, come quello tristissimo che era
rappresenta un monito anche per l'intelligence, perché accade il 24 maggio del 2014, quando la minaccia che incombe sull'Europa oggi, un reduce dalla Siria, un foreign fighter come li definiamo oggi, è ritornato in Europa, è riuscito a passare i confini, se ha senso la nozione di confine. Oggi si sta discutendo animatamente in Europa su questo concetto. Rientra in Europa, cosa fa? Si presenta a Bruxelles, lui francese, di origine argentina, francese, nato in Francia, 29 anni, e dove va? Si presenta al Museo del Prado, nel centro di Bruxelles, a pochi passi dai palazzi dell'Unione Europea, e uccide 4 persone, di cui un cittadino israeliano. E come dimenticare poi quello che è successo dopo, un atto clamoroso che ha fatto anch'esso molto scalpore. Per ricordare tutto, abbiamo celebrato, abbiamo ricordato l'anniversario pochi giorni fa, l'attentato di Charlie Hebdo, la del 12 morti in Rue Nicolas Appert, pieno centro di Parigi, attentato compiuto da 2 parigini. A quanto pare, sincronizzandosi con i 2 attentatori, un terzo uomo, parigino anch'egli, entra in scena con 2 attacchi casuali, colpisce in un parco pubblico una persona che stava facendo jogging. Il giorno dopo la caccia è aperta, sappiamo che il Ministero degli Interni francesi ha mobilitato decine di migliaia di agenti per fermare queste persone. Riesce a colpire una vigilessa originaria della Martinica, francese, e poi il giorno dopo cosa fa? Si presenta in un supermercato kosher a Port de Vincennes, dove uccide subito 4 persone. Entra dicendo: sono Americo Mariano musulmano, Mariano, lui è nato in Francia, appartengo allo Stato islamico, uccide subito 4 persone. Dichiara molto fedeltà allo Stato islamico, fa i suoi comunicati, fa un'intervista telefonica, e poi sapete come è andata a finire con il blitz delle forze speciali. E chiudiamo questa sequenza terribile e atroce con il 13 novembre scorso. Ce lo ricordiamo tutti, è freschissimo. Erano le 9:30 di sera più o meno quando si sono interrotte le trasmissioni. Abbiamo appreso che era in corso un attacco di inaudita gravità, perché è compiuto da un comando formato da 3 team di 3 persone, 9 persone in totale, che sono state incaricate dallo Stato islamico di umiliare l'Europa, di metterla in ginocchio. E bene, sapete che questi 3 team si spostano. Ce n'è uno che colpisce lo stadio dove è in corso una partita alla presenza del presidente francese, Hollande, che viene evacuato immediatamente. Ma attenzione, questi 3 team si spostano, colpiscono 6 obiettivi diversi, ma ce n'è uno che tutti ricorderemo per sempre, che è il Bataclan, che è stato scelto apposta perché è di proprietà di persone di fede ebraica e è solito ospitare eventi in solidarietà con lo Stato di Israele. E voi sapete, non ve le dico perché le sapete benissimo, le modalità con cui è stato messo in atto questo attentato, nel grande attentato del 13 novembre. E quindi, vedete, sono 4 episodi, ma non concludono la storia insanguinata, che non è solo di sangue ma anche di paura dell'antisemitismo contemporaneo. Quindi, io la prima domanda che rivolgo a Giorgio Linda, scusandomi con te per essermi dilungato, è una spiegazione che ti chiedo di fare con dovizia di particolari, ma cercando al tempo stesso di essere sintetico ed esaustivo, sulle radici dell'antisemitismo, perché sappiamo che sono radici antiche, lontane nel tempo. Prego, Giorgio. Sì, cercherò di rispettare i tempi che ci siamo consensualmente dati, ma sono 2000 anni di storia, quindi vi chiedo anche di seguirmi con pazienza, perché sarò veloce, mi riservo poi invece di approfondire, se volete fare le domande, nella parte successiva.
un sentimento subito, pervasivo, che ha attraversato questi 2000 anni di storia, cambiando sempre nome, mescolandosi tante volte dentro ideologie, nascondendosi, riaffiorando, e sento in fondo sempre simile a se stesso. I primi tempi si è chiamato anche giudaismo, nel secondo fino ai primi 2 secoli dell'era volgare, cristiani e ebrei si sono percepiti vicendevolmente come aspetti diversi, insomma non conflittuali, dello stesso credo sostanziali, in contrapposizione fra di loro solo per aspetti dottrinali e intellettuali. Nei tempi successivi invece questa situazione si è radicalizzata, si è divaricata e vuole dirlo che i santi e i dottori della Chiesa hanno fornito a questo divaricamento, a questa contrapposizione le motivazioni teologiche, teoriche e ideologiche. Sant'Agostino nella sua Orazio Versus Deus sostiene che è doveroso che pretende l'umiliazione e l'assoggettamento sociale degli ebrei. San Giovanni Crisostomo nelle sue orazioni teorizza addirittura che uccidere gli ebrei non è peccato. Passando dalle parole ai fatti, Sant'Ambrogio guida i milanesi all'incendio della sinagoga di Milano nel corso di una funzione. Quindi, ripeto, sono momenti alquanto difficili, alcuni secoli in cui la situazione è questa, ma quello che rappresenta un vero punto cruciale di svolta sono le crociate. Le crociate che, credetemi, sono ancora una ferita aperta nell'ambito del mondo laico. Naturalmente come fenomeno bellico e militare non furono così un evento facile e veloce da realizzare, furono precedute da 2 anni di predicazioni, di preparativi nei quali entrava la predicazione appassionata di frati domenicani e francescani, i quali ottennero con la loro predicazione 2 risultati. Uno di stimolare effettivamente, di sollecitare, di rinforzare il senso di identità cristiana che andava a combattere l'infedele. Il 2 forse non voluto, non immaginato, di far realizzare ai cristiani che se c'era un infedele lontano che si apprestavano a combattere, ce n'era anche uno vicino alla porta di casa, l'ebreo appunto. E come risultato fu che i diversi eserciti che da tutta Europa convergevano verso i porti del Mediterraneo per imbarcarsi per quella che allora si chiamava la provincia di Siria, Palestina, strada facendo depredare, ucciso, disintegrare, distrussero tutte le comunità ebraiche che trovavano sul loro cammino. Si calcola che in 3 mesi furono uccisi in questo modo, e certamente il calcolo è un difetto perché le cronache non hanno certamente registrato tutto, furono uccise 12.500 persone. Con le crociate quindi mutarono radicalmente i rapporti fra ebrei e cristiani e si posero le basi di quell'odio irrazionale, sottolineo l'aggettivo irrazionale, contro l'ebreo che caratterizza tutta l'epoca medievale. La predicazione fra domenicani e francescani stuzzicò contemporaneamente anche l'ignoranza delle popolazioni che erano per quasi totalità, si può dire la totalità analfabete, a creare degli stereotipi, delle leggende nere, dei miti che purtroppo hanno avuto vita lunga e insidiosa, qualcuno dei quali emerge persino ora. In questo modo, in questo periodo, gli ebrei realizzarono 2 cose. Uno, che i salvocondotti, le eventuali concessioni occasionalmente concesse dai sovrani
erano carta straccia, che valevano per l'arena su cui erano state scritte. Secondo, più insidioso, più importante, che avrebbero dovuto convivere con una furia omicida cristiana che covava sotto la cenere, ma che sarebbe potuta esplodere in qualunque momento per qualunque ragione. Nel clima conseguente delle crociate gli ebrei videro via via restringersi lo spazio della loro attività, della loro presenza, quindi un conseguente degrado economico a cui si aggiunse un quarto concilio lateranense del 1215 tutta una serie di discriminazioni, vessazioni, limitazioni, una per tutte il famoso obbligo di portare la squalificante e individuante stella sì, rotella gialla, ancora non una stella gialla, ma una rotella gialla, e questo progressivo restringersi delle possibilità di vita economica portò quasi fatalmente a individuare come unica fonte, o se non unica, quasi unica fonte di sopravvivenza l'attività di prestito, l'attività federatizia, e quindi aggiungendo in questo modo, potete immaginare, nel tempo all'antipatia, chiamiamolo con eufemismo antipatia, su base concettuale, su base religiosa, anche l'antipatia che si deve, che è quasi scontata nei confronti di chi ci mette in difficoltà in quanto noi siamo debitori e non a caso abbiamo tutta una serie, a partire dal 1890 in Inghilterra fino alla fine del 1380 in Europa, in Germania, poi l'episodio del Clavo Rosso e quello del 1492 in Spagna, siamo tutta una serie di istituzioni che moltissime volte, ancorché motivate con altre ragioni, rappresentano una violenta e salutare come Stato estinzione del debito, di debiti clamorosi e enormi contratti dai sovrani di quegli Stati nei confronti delle comunità ebraiche. Un esempio per tutti, la spedizione in America di Cristoforo Colombo fu finanziata esattamente con i soldi degli ebrei spagnoli, come si guarda caso, nello stesso anno. Dal momento quindi che non si potevano, la fase successiva, siamo quindi al secondo antisemitismo, quello su base sociale, dal momento quindi che non si potevano sopprimere fisicamente gli ebrei che servivano a testimoniare il legame, la continuità fra vecchio e nuova alleanza con Dio, non si potevano eliminare socialmente perché rappresentavano un elemento importante, fondamentale, perché in pratica nella società dell'economia, soprattutto medievale, erano l'unica fonte di contanti, senza contare che dobbiamo agli ebrei l'invenzione, l'archetipo di quelle che poi diventeranno le carte di credito, l'leasing e le polizze assicurative. Non si poteva in molti casi, non era conveniente eliminare perché era portatore di un know-how specifico, per esempio quello della medicina o quello del taglio di diamanti, che è stato un enorme, spaventoso e autoresionistico regalo fatto dalla Spagna all'Olanda, che ha accolto tutti gli ebrei spagnoli e ci è diventato il leader del taglio di diamanti. Se queste erano le condizioni, quasi automaticamente, fatalmente, l'idea guarda, se noi possiamo eliminare, noi possiamo richiudere però, e si arriva al ghetto, primo di qua nel 1516 a Venezia, diventa emblematico addirittura per tutti i successivi, tanto da dare il nome a tutti i successivi. 1555 la bolla Cumnivis Absurdum, essendo palesemente assurdo che gli ebrei vivano insieme a noi, Papa Paolo IV emana questa bolla che impone a tutti i sovrani cattolici di attuare nei loro domini altrettanti diritti. La
fase successiva è l'antisemitismo sociale ed economico. Nel Settecento, il secolo dei lumi, si apre la grande conquista dell'uguaglianza giuridica di tutti gli uomini, ebrei compresi. Una volta raggiunta, pur con mille difficoltà, con mille ostacoli, questa uguaglianza giuridica è abbastanza intuibile che gli ebrei misero proprio un vero e proprio entusiasmo, una determinazione, persino folle sotto certi aspetti, passione a intraprendere, a inserirsi nella società e nell'economia dei paesi che li ospitavano. Direi persino, se mi consentite, una rabbiosa dimostrazione di quello che si poteva fare se ce lo lasciassero fare. Insomma, questo ha rappresentato un grande vantaggio, una grande spinta per gli Stati moderni, ma allo stesso tempo ha avuto anch'esso una contrapposizione, un prezzo da pagare, che è quello dell'antipatia sociale, perché del timore sociale di fronte a questa classe sociale ed economica così forte, così determinata, così prepotente sotto un certo aspetto. Nascono in questo periodo il liberalismo, il nazionalismo e il socialismo, e si verrebbe a pensare che la maggiore diffusione del pensiero laico attenne la forza carica dell'antigiudaismo su base confessionale. In realtà si somma adesso questo antigiudaismo, ripeto, su base sociale, e il teorizzatore di questo atteggiamento è un politico tedesco, Wilhelm Marx, che nel 1879 conia un termine destinato a grande fortuna, che è quello di antisemitismo. Sugli ebrei si iniziò anche la campagna polemica anticapitalistica ottocentesca, tanto di destra che di sinistra. In Germania e in Russia a questa situazione si aggiunse la spinta basata sul presupposto del romanticismo del nazionalismo, cioè si arrivò a pensare, insomma, che oltre che alle ragioni culturali, intellettuali, tradizionali che fondano un popolo, c'è anche un animus, uno spirito, un comune sentire che sarebbe privilegio e caratteristica dei soli poveri cristiani, a cui gli ebrei invece non possono accedere, non possono condividere. Dispiace sottolineare che anche grandi menti come Kant, Fichte ed Hegel condividano questo pregiudizio. Ma a questo punto vi prego di notare le contraddizioni. Si considerano gli ebrei troppo presenti e influenti eppure estranei e nemici, artefici interessati e insieme distruttori, tali termiti di questo Stato. Li si detesta perché quando si chiudono nel ghetto della loro identità e insieme si ostacola, si oppone quando cercano di integrarsi, di assimilarsi, quando si infiltrano tra i fessi. Direi che è un esempio emblematico di questa situazione. E arriviamo al proxenetismo contemporaneo, in cui l'ipotesi che si potesse dividere l'umanità in razze si basa, figlia delle teorie scientiste, positiviste e di una malintesa interpretazione, assolutamente malintesa interpretazione dell'origine delle specie di Darwin, in cui si ipotizzò, si volle vedere nel concetto di struggle for life, da semplice adeguamento alle condizioni ambientali, lo si vide come una superiorità trasportata poi anche alla specie umana e la possibilità quindi di dividerla in razze con una conseguente anche classificazione delle migliori, le peggiori, le più brave, le meno brave, una follia sotto un profilo scientifico, ma che forse aveva l'alibi di fornire lo scopo di fornire un alibi alla colonialismo di quel momento. Artefice che figura di spicco in questo periodo è Stephen Houston Chamberlain, che nei fondamenti del XX secolo
presentò gli ebrei come una razza degenerata, intrinsecamente vile, eccetera, al principio che fu, come ben sapete, entusiasticamente accolto dalle teorie naziste e quindi si sovrappose a tutte le altre cose. L'ultima, la sferatura dell'antisemitismo è l'antisionismo ed è una galoppata di cui vi chiedo scusa, ma era necessaria per stare nei tempi, siamo arrivati ad oggi, ma naturalmente se volete poi riprendere qualche aspetto storico sono a vostra disposizione. Grazie. Prima di sentire l'amico Khabib, vorrei rivolgere una domanda al dottor Binda, pregando poi Elio Khabib di rispondere alla sua volta, perché emergono due interrogativi dalla tua corposa e pur tuttavia sintetica relazione. Due interrogativi te li pongo così molto semplicemente. La prima è: come è possibile che l'Europa che ha contribuito a generare la società moderna dell'individualismo, delle libertà, dei diritti umani, sia stata anche una società in cui era connaturato l'odio antisemita. Qui emerge che è stato un sottofondo continuo della storia europea. E la seconda domanda è non meno spinosa: e come è possibile che il liberalismo sia potuto sopravvivere in un clima del genere? Forse è meno spinosa la seconda della prima, ovviamente, come detto. Cerchiamo di rispondere. Prima sono quasi accettato di cavarla dicendo: beh, ditemelo voi, non sono io che devo giustificare, perché di solito chi ha aggredito non ha bisogno di chiarire perché viene aggredito, ma comunque cerchiamo lo stesso di dare una lettura. È proprio questo in fondo quello che vi fascina, se mi consentite, di stare alla valenza etimologica stretta della parola, il fascino di questo antisemitismo, l'inafferrabilità, il perché, di non capire in fondo e fino in fondo le motivazioni. Forse la spiegazione sta proprio nella risposta alla seconda domanda, cioè nella percezione, che in questo modo anche forse attualizza la risposta, forse nella percezione di un'identità così forte che forse questo è il concetto, cioè la constatazione che non c'è guerra, non c'è persecuzione, non c'è limitazione che spenga questa identità, che spenga questo bisogno, diciamo questo bisogno di appartenenza. Forse è proprio quello che è, e qui non entriamo per carità nella filosofia o nella religione, forse proprio questa perpetuarsi, questo sopravvivere che ha agli occhi dei gentili, e di cui un fascino perverso, un fascino di armonia, per esempio. È un po' l'idea del sette teste che rinasce, e forse proprio questo che non so, alzarlo io in questo momento è una risposta così creata sulla pressione del momento, sulla domanda. Solo gli amici ti fanno domande così. Le domande adesso girano a te: come è possibile che l'Europa, che è la casa comune dei popoli, la sede della tolleranza, una civiltà che è diventata accogliente, che apre le porte e che include tutte le religioni, tutte le etnie, sia stata l'epicentro dell'intolleranza? E come è possibile che
l'ebraismo appunto sia passato indenne a questa successione inquietante di pogrom ed esili. Innanzitutto vi saluto, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a Marco con la sua iniziativa di Alphabet, grazie al Comune di Udine che ha permesso questo. La domanda sostanzialmente è quella che hai fatto anche a San Giorgio. Allora, io a volte l'antisemitismo sono tentato, non mi pare troppo forte, sono tentato di chiamarlo giudeofobia, nel senso che è vero che l'Europa ha, attraverso tempi più recenti, nel passato dal Medioevo all'età moderna, attraversato grandi conquiste sui diritti umani, i diritti dell'uomo, grandi principi. Questi sono un antidoto alle forme di razzismo, ma sono un antidoto alle forme di razzismo classico. È vero che il razzismo contro, per esempio, certe categorie di persone che si distinguono dal colore della pelle, insomma sono forme di razzismo che persistono purtroppo e sono difficili ancora, però sono abbastanza, insomma, se noi ci parliamo di queste cose tra di noi, nessuno in Italia si sogna più di segregare le persone di colore, o anche, direi anche negli Stati Uniti ci possono essere delle nicchie molto particolari, in Alabama, certe frange del Ku Klux Klan, però diciamo che queste categorie umane che sono distinguibili con segni particolari che sono state discriminate nel passato, oggi nessuno più si sogna di continuare questa discriminazione. Il caso degli ebrei è un caso un pochettino a sé stante, perché gli ebrei non sono mai stati considerati inferiori, anzi, a me mi si iniziano i capelli in testa quando mi sento dire voi ebrei siete intelligenti, assolutamente no. Dire questo è già una forma di razzismo. In realtà spesso vengono considerati superiori, ma di una superiorità di un'intelligenza malefica. Gli ebrei inclini al tradimento, gli ebrei che se ne approfittano, gli ebrei che dominano i mezzi di informazione, gli ebrei banchieri, gli ebrei, cioè sono vecchi motivi storici dell'antigiudaismo tradizionale che persistono nella società anche moderna e alimentati da varie fasi recenti e documenti come i protocolli dei Sali di Sion, le teorie naziste, cioè in cui insomma sono atteggiamenti che provocano più la paura nei confronti degli ebrei che non la discriminazione. Gli ebrei io quando dico questo io penso spesso non mi pare troppo forte, non lo so, lo sbaglio? No, va bene. C'è stato un episodio dopo la seconda guerra mondiale di un villaggio, Tilce, Polonia, dove i contadini di quel villaggio, aizzati da alcuni predicatori che accusavano gli ebrei, non so, di chissà che cosa, non ha importanza, rinchiusero, non so quanti erano, comunque rinchiusero alcune decine di ebrei che trovarono in un capanno e li mettero fuoco. Questo è un atteggiamento psicologico che si fa con chi si adora, cioè se uno si trova davanti a un leone, che cosa fa? Lo rinchiude e gli dà fuoco perché non ha altri mezzi, cioè non ha forma di paura. Questo non so, questo perché secondo me fa un po' riflettere questa è una forma particolare di razzismo, non è un razzismo. Infatti gli ebrei hanno bisogno per essere riconosciuti dei segni. E parlava prima Giorgio della rotella, ma la stessa stella gialla più recente è un segnale che l'ebreo si nasconde in mezzo agli altri, è uguale agli altri, quindi deve essere etichettato, marchiato. La stella gialla, il copricapo, alcuni dicono che la kippa viene
se qualcuno di loro e quindi mescolandosi con gli altri questo provoca paura, proprio perché chiunque può imbattersi in un ebreo senza saperlo. Ecco, questo è. Non so se ho risposto alla prima domanda. Di un antisemitismo che persiste nonostante i percorsi e i progressi che l'Europa ha fatto sul tema dei diritti. La seconda, l'ebraismo si è sempre configurato fin dall'inizio non tanto come una religione, ma un popolo che ha un messaggio da dare al mondo. Secondo i valori fondanti del pensiero ebraico, Dio avrebbe scelto gli ebrei per dare a questo popolo dei doveri in più, delle responsabilità che gli altri popoli non hanno. Non c'è, anche questo purtroppo, questa idea del popolo eletto è stata molto, molto fraintesa attraverso i secoli ed è stato anche questo un motivo di antisemitismo e di odio. Non c'è niente di superiore, cioè gli ebrei hanno dei doveri in più che gli altri popoli non hanno e gli ebrei devono svolgere un ruolo di esempio rispetto agli altri popoli. Gli ebrei sono in qualche modo separati. Probabilmente l'origine di questo è quando nell'antico Stato di Israele, nell'antico regno di Giudea e di Israele, ecco, gli ebrei dovevano distinguersi dagli altri popoli perché erano popoli che praticavano sacrifici umani, popoli pagani, popoli da cui gli ebrei dovevano distinguersi. Quindi gli ebrei hanno sempre creato li chiamano come delle siepi o dei muri o delle barriere che impedirebbero nell'intenzione del pensiero ebraico rabbinico, impedirebbero la commistione con queste manifestazioni di degrado rispetto all'idea del naturale, unificativo e così via, e soprattutto del valore della vita umana. Allora l'idea che gli ebrei hanno sempre avuto di poter dire qualcosa al mondo fa parte così forte dell'identità che praticamente io azzarderei che sono vissuti fino ad oggi e ben distinguibili in questo a motivo di queste idee. Devo anche osservare a proposito di questo che quando ci fu l'emancipazione si crearono all'interno del mondo ebraico due correnti, una corrente assimilatoria che sosteneva questo, siamo stati nei ghetti finora, adesso siamo come tutti gli altri, abbandoniamo l'osservanza dei precetti, abbandoniamo quelle che sono le manifestazioni più identitarie dell'appartenenza all'ebraismo. Invece altre correnti sì, questa nuova era in cui noi diamo anche noi i nostri contributi allo sviluppo della società circostante e così via, ci integriamo, però non dobbiamo perdere di vista le nostre radici. Ecco, però tutti e due questi atteggiamenti non sono serviti a fermare le persecuzioni, purtroppo non è servito, né uno né l'altro. Quindi accusano, ma voi ebrei siete sempre tra di voi e fate queste pratiche strane, questo con riferimento alla seconda corrente, riferimento alla prima, gli ebrei sono dappertutto, perché lì non ne possiamo più. Ecco, questo è un po' ecco, scusate, forse ho ricevuto un po' di tempo. Ecco, da entrambi gli interventi di Giorgio Linda e di Elio Khabib emerge chiaramente quello che sappiamo tutti, cioè che studiare l'antisemitismo è come tuffarsi nella manna per un sociologo, perché l'antisemitismo è una collezione o collazione di stereotipi. Sono stereotipi niente affatto innocui, perché poi provocano episodi incresciosi anche di violenza. Uno ne cita uno in particolare: gli ebrei sono ricchi. Questa premessa infondata ha generato uno degli episodi di antisemitismo più orgogliosi, più oltraggiosi nei confronti della dignità umana che si è consumato in Europa, e in particolare di nuovo siamo costretti a parlare della Francia, poi torneremo
nel 2006. Questo episodio è un libro che è stato tradotto dal francese all'italiano dalla cugina di Elio Khabib, insieme ad altre 2 persone, ed è stato anche oggetto di una narrazione filmica di un film terribile. È stato proiettato, è stato trasmesso in televisione credo un anno fa, e questo film racconta la storia angosciante di un rapimento, di un sequestro di persone. Una persona che aveva un difetto terribile, essere ebreo. Questo ragazzo si chiamava Ilan Halimi, e io vorrei chiedere a Giorgio Linda, che sicuramente si ricorda alla perfezione di questo episodio, di riferirlo a coloro che in sala non sappiano cosa è successo praticamente 10 anni fa con Ilan Halimi. Il ragazzo fu attirato, un ragazzo francese, giovane, attraverso le lusinghe di internet, incontri che si possono combinare, o che si presume di poter combinare attraverso internet, fu attirato in un tranello, chiaramente, anziché la ragazza che immaginava e sperava di incontrare, trovò i suoi ragazzini, i quali lo sequestrarono, e per un mese, se non ricordo male, no? Lo tennero prigioniero, e vi consiglio la visione, in effetti, perché purtroppo ci sono degli aspetti di drammatica, ancora di drammatica attualità. Si vede l'impotenza, in fin dei conti, l'impreparazione dei servizi, della polizia francese, dei servizi adesso destinati, insomma, francesi. Ti posso interrompere un attimo, tu stai facendo un ragionamento e aggiungiamo alcuni elementi. Sì. Questo ragazzo, poco più che 20enne, è stato rapito, è stato attirato in una trappola ben costruita e ingegnata dai suoi aguzzini, dai suoi futuri aguzzini, in quanto lavorava in un negozio di telefonini, ed essendo ebreo si presumiva che fosse ricco. È stato appunto catturato, torturato, mi sembra per non 9 mesi, ma per 27, per 21 giorni, e il film racconta benissimo il surplus di violenza non necessaria che è stata esercitata su questo ragazzo, che, pensate, ripeto, c'è delle persone guardate con questo film, perché i rapitori telefonavano ripetutamente ogni giorno alla famiglia simulando l'assassinio della persona sequestrata, e poi hanno esercitato sul corpo di questo ragazzo una violenza inenarrabile, bruciature, torture di ogni tipo, quindi sfogando sul corpo impotente perché legato di questo ragazzo del loro antisemitismo. E la cosa che più amareggia è questa, che la stava dicendo adesso Giorgio Linda, quindi ti ridò la parola, è che la famiglia ovviamente ha denunciato l'episodio, e a quanto pare la polizia, incaricata delle indagini, soprattutto per cercare di recuperare questo ragazzo, ha escluso subito il movente antisemita. Non si è affatto preoccupata di ricostruire questo episodio alla luce del suo effettivo movente, che poi è palese nella scelta dell'obiettivo, in quanto ebreo, in quanto ricco. Prego, scusa se ti ho dato. No, grazie, perché ci intendiamo, è verissimo. Il film naturalmente è molto ricco e si presta a tutta una serie di riflessioni. Il fatto spesso che io e Marco abbiamo colto degli aspetti diversi con delle priorità diverse è già significativo della valenza di questo film. In effetti
io per esempio sono stato molto colpito, ferito direi dalla lacerazione all'interno della famiglia stessa, tra il genitore che si fida delle autorità, dei consigli della psicologa eccetera, e la madre che evidentemente con una intuizione femminile, forse con una disperazione che gli suggerisce la verità, invece va al centro del problema e vuole una soluzione, cerca anche attraverso appunto amicizie, contatti con la comunità eccetera, una soluzione non ufficiale, perché ha intuito che la vera ragione non è quella che gli stanno dicendo la psicologa, la polizia eccetera, ma è l'antisemitismo. Sì. E io ricordo che sia stato lacerato perché anche quando alla fine la cosa, per modo di dire, si risolve, ho immaginato la cesura, l'abisso che sarebbe come che sarà comunque rimasto fra i due genitori. Il famoso, io l'avevo detto e non hai voluto capire, pensavo mi aveva, ripeto, lacerato, straziato il dramma, immaginando il dramma dopo di queste due persone. Al di là del fatto che il ragazzo non sopravvive a non essere vissuto alle ferite, ma mi sono immedesimato in me. Comunque, ripeto, il film è straziante e si presta a vicende straziante, il film anche, e si presta a tutta una serie di riflessioni. Si possono anche delle differenze. Un altro tema, un'altra riflessione è l'indifferenza, perché questo ragazzo è stato torturato in un condominio in piena città, quindi le urla le avranno sentite, però la gente ha tante cose da fare. Ricordiamo anche che dopo quindi questi 21 giorni di prigionia il ragazzo ormai del tutto soggiogato è stato abbandonato in un parco, gli hanno dato fuoco e è stato ritrovato così, non so se già morto o morente. Il titolo del film, adesso lo guardiamo subito, però poi insegnatemi Ilan Halili, non mi ricordo se 21 giorni o 18 giorni, 21 giorni, comunque Ilan Halili. Sia il libro che il film. Ecco, parlando di antisemitismo, appunto abbiamo visto le 3 oricole, quindi da scolpare, e poi adesso io guardo tutti voi, ovviamente in modo amichevole, vi chiedo e rivolgo una domanda al professor Elio Cabib, che poi chiederei a Elio, ma non facciamo vedere che siamo a pappa e ciccia, sennò poi diventiamo poco credibili, e poi dicono che sono venduto alla propria pratica, esatto, sono un sionista. Chiedo a tutti voi, chi non ha sentito e possibilmente in modo ripetuto che gli ebrei l'11 settembre del 2001 erano stati avvertiti che ci sarebbe stato un attentato alle Torri Gemelle e quindi nessun ebreo sarebbe morto appunto in quello che è stato l'attentato terroristico più catastrofico della storia. È vero come Cabib che nessun ebreo è morto? Ci sono molti pensatori che scrivono e parlano di questo. Uno è Giulietto Chiesa, un complottista. Le teorie complottiste sono caratteristiche dell'antisemitismo. L'antisemitismo, come dicevo prima, non è una forma di razzismo banale come gli altri, è fatto di tante manifestazioni, di false accuse che sono sempre diverse da un'epoca all'altra, però sono sempre false accuse. Il complottismo, anche questo, no? Cioè da un'epoca all'altra
facile riconoscere ogni volta l'antisemitismo del passato, non ci si casca più, quelle cose non ci crede più nessuno. Quello che è la vera sfida è riconoscere l'antisemitismo del presente. E quello, ecco, che io dico sempre, io credo che noi ebrei non siamo dei visionari, noi non ci inventiamo le cose, noi il 27 gennaio possiamo aiutare la società civile, le istituzioni, le scuole, possiamo aiutarle a indicare una strada, magari anche noi magari con poca sicurezza, però noi l'antisemitismo lo percepiamo prima degli altri, ma non quando non c'è, quando c'è già, ma gli altri ancora non se ne sono accorti. Nessuno oggi si sogna più di dire che gli ebrei ammazzavano il bambino cristiano per fare le mazzotte. Chi lo dice più? Cioè Pareazzi. Non lo dice più nessuno ci crede. E così tanti altri, spargere la peste o perfino le grandi malattie attuali del XX secolo. Nessuno ha dato la colpa agli ebrei di diffondere l'AIDS, no? Cioè, ormai siamo immuni da quelle cose, però quando io leggo su un giornale danese, Aftonbladet, uno dei giornali più importanti della Danimarca, che i soldati israeliani fanno commercio degli organi dei bambini palestinesi, allora io non trovo nessuna differenza tra questo e l'accusa del sangue, capito? Quindi cioè, io le vedo queste, io per dire noi vediamo queste cose, le annunciamo prima e le indichiamo. C'è invece però chi crede effettivamente oggi, che non crede nell'antisemitismo del passato, non crede nelle accuse del passato, ma crede effettivamente che oggi i soldati israeliani fanno il commercio degli organi palestinesi, dei bambini palestinesi, cioè sono convinti di questo, perché c'è una propaganda diffamatoria nei media che si intreccia con l'opinione pubblica, con certe politiche, insomma, che alla fine creano queste convenzioni. Ogni elemento del circolo vizioso alimenta l'altro e si creano queste convenzioni. Ecco, tu vai evocando un nome, io speravo di non fare nomi perché questa è una malattia collettiva, non c'è bisogno di attribuirla a un singolo individuo, però il nome che hai citato è anche portatore di altre teorie interessanti, come secondo cui appunto i fatti di Colonia sarebbero appunto una montatura per mettere in imbarazzo la Merkel, ma soprattutto questo l'ho visto con i miei occhi, non ci credevo. Questo autore ha scritto il suo importantissimo, fondamentale saggio l'anno scorso, dove sostiene ovviamente che l'attentato di Charlie Hebdo è stato orchestrato dai servizi segreti israeliani, dal Mossad. Naturalmente non è inspiegabile come mai importanti case di forse si spiega come mai importanti case editrici pubblichino queste tesi sostenute da fatti. Però ecco, vedete, anche addentrandoci in questi gustosi episodi scopriamo che l'antisemitismo si manifesta così in modo sapido. Credo che Giorgio Linda abbia un esempio molto gustoso, vero? Sì. Discutevamo che in fin dei conti, secondo Cesare Musati, ma non solo, anche l'umorismo ebraico è nato come arma di difesa da questo antisemitismo, cioè quasi come una autodifesa, disarmando l'avversario di armi letali. E direi che mi è venuto quasi, sentendo queste follie, queste lucubrazioni assurde, mi è venuto in mente l'amara ironia, la disincantata umorismo di una battuta in cui secondo cui due antisemiti si confidano e dice ma certo che questi ebrei sono dappertutto, dietro tutte le cose, sono loro che maneggiano, per esempio l'affondamento del Titanic, l'altro dice cosa c'entra?
è stato un altro, come si chiama? Conde, Rosenberg, Grander, Iceberg, è sempre loro. Ecco, voi capite che viene voglia di scherzare, no? Su questi fatti, però non c'è niente di scherzare, come pensano le nostre autorità, e per capire che non c'è niente di cui scherzare vi cito uno degli episodi più recenti che ha fatto molto parlare e che dimostra che noi stiamo parlando di un problema reale e oggettivo da depennare con uno sforzo morale collettivo di neutralizzare questo modo. E la persona qui al mio fianco, il professore Elio Camillo, dovete sapere che è inserita ripetutamente, ma è tornata in primo piano a dicembre, è inserita nella lista degli ebrei influenti italiani, che è stata impiegata, ha avuto un'ampia circolazione negli anni passati, è stata oggetto di indagine e poi è riaffiorata in un sito che noi abbiamo peraltro segnalato diversi anni fa, ma è rimasta online questa lista, adesso è stata oscurata, ma questa lista degli ebrei influenti italiani comprende tutta una serie di nomi molto famosi che operano nell'editoria, nei media, nei settori economici. C'è per esempio Carlo Di Benedetti, il direttore della Stampa, Roberto Saviano e il professor Elio Camillo, poi non è neanche vero, il professor Elio Camillo qui presente. Ecco, voi rendetevi conto che la stessa, cioè la sola compilazione di questa lista e diffusione corale, perché sia esibita e fatta propria da chi poi si fa carico appunto anche poi di passare dalle parole, dalle teorizzazioni ai fatti, rappresenta un fatto di oggettiva verità. Allora mi chiedo cosa hai fatto per diventare così influente. Questa lista è sempre la stessa che torna fuori ogni volta con motivazioni diverse. 2 o 3 anni fa uscì fuori come la lista dei complici del Mossad. Ora io dico magari fosse complice del Mossad, perché il Mossad salva le vite delle persone. È stato accusato di essere dietro, ma si sono anche stizziti, perché si sono offesi, dicendo ma come il Mossad mi ha avvertito alla Francia delle cellule dormienti, il Mossad controlla quelle robe. Il problema non è che io sono complice del Mossad, è il Mossad che non si fiderebbe mai di me, che se io dovessi mangiare un numero di telefono ingoiato non me lo ricorderei neanche 20 secondi dopo. Quindi questo per dire quanto siano false le accuse, cioè mai fidarsi di uno come me, insomma, di queste cose che non ho memoria. Purtroppo appunto le liste di prosecuzione sono tristi come manifestazione anche queste di persone da additare, da colpire, obiettivi perché sono persone indesiderate, dannose per la società. Ecco, in un certo senso il nazismo si è fondato su queste idee, cioè nell'intenzione dei nazisti della Germania degli anni 30, insomma, l'idea era quella di pulire la società dalle categorie di persone che la infestavano. L'ostacolo, gli ebrei erano uno Stato, non solo gli ebrei, insomma, parliamo anche di altre categorie. Comunque gli ebrei erano l'ostacolo alla formazione di un uomo nuovo, di un uomo che sarebbe stato l'uomo perfetto, l'uomo che corrispondeva a determinati modelli, che aveva
lista degli ebrei influenti italiani, alla voce il monopolio ebraico nei mass media in Italia, leggo Vittorio Refice, Fiamma di Restrepo, ma possiamo anche capire perché, però chiaramente Gerlino, Enrico Mentana, Ottolenghi, Lerner, Paolo Mieri, Corrado Giasperi, la scientificità con cui queste figure autorevoli che noi sono use accompagnarci nella vita quotidiana con le loro trasmissioni, con le loro analisi giornalistiche, vengono additati, inclusi, è un fatto, ripeto, di inaudita gravità. Però io dico, alla luce di tutto, di queste realtà che vengono fortunatamente denunciate e poi fatte oggetto di doverose indagini da parte delle nostre autorità che poi intervengono, tant'è che questa lista, ripeto, è stata oscurata dalla polizia postale, e speriamo che sia solo il primo atto di qualcosa che abbiamo seguito. Si rimane un po' sorpresi come mentre il paese per l'appunto si stringe in un'anima condanna di questi fenomeni, poi però sottovaluta il ritornare dell'antisemitismo attraverso altre forme e attraverso altri volti. Vi faccio un esempio per non apparire che diciamo poco politicamente corretto, però molti hanno notato come la recente visita del presidente iraniano Rouhani a Roma sia stata silente sotto un profilo, cioè l'antisemitismo di Stato. L'antisemitismo di Stato dell'Iran è noto a tutti, perché sappiamo benissimo non solo che l'Iran nemmeno tra l'altro anche si rifiuta di indicare Israele col suo nome, lo chiama entità sionista, ma ci sono costose manifestazioni di piazza e sermoni abbastanza eloquenti il venerdì, per non parlare della tradizione annuale della fiera delle vignette antisemite negazioniste, e poi l'altrettanto noto linea aperta di finanziamento nei confronti dei movimenti terroristici come Hamas e Hezbollah. Allora io la domanda che mi faccio è questa, la faccio a Giorgio Linde e poi se vuole rispondere anche Elio. Cosa prova? Io lo so perché li vedo su Facebook, gli ebrei influenti italiani che commentano, tra cui per esempio l'influente rabbino di Trieste che è molto attivo su Facebook. Cosa prova la comunità ebraica a vedere il caldo abbraccio dell'Italia nei confronti di un regime dichiaratamente antisemita? La domanda la faccio a te, ma poi la facciamo anche a lei, la rappresentanza della comunità. Cosa prova? Disgusto, cioè che prova? Follia, cioè io perché il pensiero della comunità ebraica che non mi compete, che è compito di Elio rappresentare, ci riporto a loro, che certo è noto, lo sconcerto di personaggi come l'amarezza di personaggi come Fiamma Neri, la preoccupazione di personaggi come Netanyahu, cioè persone, la reazione che tu mi chiedi di rappresentare è quella di sconcerto di fronte a una cultura, a una popolazione, a un gruppo umano, chiamiamolo come vogliamo, che va spensieratamente incontro alla propria autodistruzione, alla propria fine in nome di pochi spiccioli oggi, insomma, il famoso uomo oggi piuttosto che la gallina umana, insomma, dicendo che per intanto facciamo un po' di affari che se poi questi ci costeranno fra degli anni non molti molto cari, non importa, ma per intanto viviamo oggi.
Questa è la sensazione del mondo politico e culturale israeliano. Per quello che riguarda la posizione della comunità, penso che sia meglio parlare di Io posso dire questo, che sicuramente gli ebrei lo sanno da molto tempo che l'Iran è quello che è, non è che... però cito l'episodio di Adam Zulevich, che è un giornalista di pagine ebraiche, che proprio in questi giorni, insieme agli altri giornalisti, ha fatto una domanda difficile ai Rouhani, difficile tra virgolette, nel senso che lo ha richiamato alla situazione dei diritti umani in Iran, le donne che vengono impiccate, omosessuali, eccetera. Insomma, ha detto, ma come fa, diciamo, come può un paese come l'Iran essere così, avere un regime così terribile nei confronti della popolazione? Sono 800-900 solo nel 2015 condanne a morte. Rouhani è rimasto disorientato, si è guardato in giro, i suoi pasdarani si sono messi allerta e è uscito dalla sala e non ha risposto. Cioè, gli ebrei sanno bene, almeno quello che io vedo, posso percepire nella comunità ebraica italiana, gli ebrei sanno bene che cos'è l'Iran, però sono soprattutto indignati per quel regime lì, per l'impresentabilità di quel regime, che è il terzo paese del mondo in fatto di condanne a morte, ma il primo se si tiene conto del numero dell'entità della popolazione. E poi l'indignazione per questa sottomissione del mondo politico, quello di coprire i monumenti, insomma, questa sottomissione, cioè già quando la Mogherini o chi per lei va in visita in Iran si mette il fazzoletto, poi viene noi qui e continuiamo a sottometterci, lui non deve, ecco, non c'è nessun obbligo. Vabbè, mi sembra molto chiaro. Io, per concludere questo incontro al quale facciamo succedere ovviamente una discussione con i nostri amici, io vi faccio una domanda conclusiva. La domanda la faccio con un post di Eliezer, Rav Eliezer, rabbino di Trieste, che chiedo scusa, il 27 gennaio, quindi il giorno istituito come ricorrenza della memoria, che sulla materia Facebook mette questo post e vi chiederei di mettere questa foto, vi chiederei di decodificarla. Non ricordate gli ebrei morti se non difendete quelli vivi. Come la interpretiamo questa scritta postata dal rabbino di Trieste sul suo profilo Facebook? È naturale che mi viene fatto spontaneamente di pensare subito a Israele. Israele rappresenta per gli ebrei quello che è una barriera e li difende da una nuova Shoah. Israele è nato con il sionismo, un movimento di liberazione, di autodeterminazione del popolo ebraico, che gli ebrei non sono una religione ma un popolo. E quello che a cui con un motto, diciamo, molto indovinato e azzeccato, il compianto Vittorio D'Ansegre chiamò quel movimento per cui la caccia agli ebrei non è più gratis, cioè non è vietata la caccia agli ebrei, però non è più gratis, a un costo. E di fatti vediamo come Israele è il rifugio di tutti quegli ebrei perseguitati nel mondo, non solo in questo momento, in questi anni dalla Francia e dall'Europa, ma è sempre stato così, gli ebrei dall'Iraq, gli ebrei di Falascià, dall'Etiopia e così via. Cioè, allora Israele è la casa per gli ebrei. Allora, però Israele è anche target, oggetto di continue diffamazioni, di false accuse, ma veramente giornaliere, quotidiane. E per questo che il significato
significato di quella cosa che Ravi Iglesias ha pubblicato nella sua carriera è questo, cioè gli ebrei si difendono. Certamente si difendono da delle forze armate, delle brigate che vogliono cancellare. È per questo che Israele è costretta a difendersi, però insomma, secondo me Israele è anche come Stato moderno, democratico e tollerante nei confronti di tutte le minoranze che ha all'interno. Secondo me è un esempio per tutti gli stati del mondo. Giorgio Linda, come si difendono gli ebrei? Faccio riferimento, quasi partito da una citazione, una provocazione di un rabbino di Trieste, e io mi riaggancio a quello che dicevamo prima, se ispirato questo argomento, mi riaggancio a un'affermazione che mi piace molto. Dice: gli ebrei sono autoaffermazione, gli ebrei sono gli che Dio nella storia del mondo, e quindi con questo compito di provocazione benevola, di stimolo intellettuale, eccetera, concludo anch'io, se mi consenti, con una citazione di un altro rabbino Laras, che è stato fino all'anno scorso il presidente dell'Accademia Rabbinica Italiana. Una provocazione, una stimolazione che esce dal mondo ebraico per estendersi a tutti, e lui sostiene, che dice che dopo gli attentati dei jihadisti di Parigi ha commentato: il buonismo è un lusso, così si fa il gioco di tagliatori. Certo l'umanismo, il pacifista cattolico, ha scalzato l'etica. Mi piace dirlo, sono italiano, questo è un pezzo di questo articolo perché lo condivido assolutamente. Allora, a questo punto approfittate della presenza di Luca Bib, di Giorgio Linda, per porre i nostri quesiti o per fare una considerazione su cui eventualmente possiamo prolungare questa discussione, questa bella opportunità appunto di confrontarci. Chi volesse intervenire è pregato possibilmente di appropinquarsi per questa direzione e di prendere il microfono, così possiamo sentire tutti, altrimenti intervenite pure dalla vostra posizione. Prego. Vuole venire? Sarebbe meglio, perché sennò non la sentiamo. Però glielo devi accendere. Voglio sottolineare che una forma di antisemitismo preesisteva al cristianesimo, cioè il cristianesimo chiaramente dichiarando responsabili della morte di Cristo tutti gli ebrei di ogni epoca e luogo, ha dato, diciamo, il chiodo finale, non è una questione. Però già precedentemente c'era una forma di antisemitismo che si rendono per esempio anche dalla Bibbia, molto semplicemente nel libro di Esther, quando in Persia a un certo punto il cosiddetto cattivo primo ministro persiano vuole sterminare gli israeliti, lo fa con la stessa motivazione con cui fino a tutto il XX secolo l'antisemitismo è stato portato, cioè anche il faraone precedente, cioè non si mescolano gli altri, seguono i loro limiti e continuano a fare la loro cosa. Quindi questa, diciamo così, impenetrabilità del fondo di una cultura estremamente forte di un popolo che tra l'altro non ha avuto grandi movimenti, infatti durante il tempo di Gerusalemme
libertà e di discussione, di via libera. Tu che sei appunto anche un ricercatore, questa libertà di andare in tutte le direzioni, senza tabù, e questo è uno dei valori fondanti, uno dei libri fondanti è proprio il Talmud, cioè secondo me la fortuna dell'esistenza dell'identità ebraica non è soltanto la Bibbia, non è solo la Bibbia, sì, la Bibbia è una serie di principi, una serie di, come potremmo dire, la Costituzione in qualche modo, ma questo ruolo centrale dell'uomo di indagare, di capire come ci si deve comportare, del senso di responsabilità e della consapevolezza di essere i cooperanti di Dio nella creazione del mondo. È Dio che chiama l'uomo a creare il mondo, e quindi l'uomo è responsabile del mondo, è responsabile di quello che succede, è responsabile della natura, dell'ambiente e così via. E questo gli ebrei non hanno mai rinunciato a questo. Se uno va, faccio presto a dirlo, ma non è così banale, ma se si va a vedere quello che c'è scritto nel Talmud, ci sono delle questioni che vengono discusse che sono sorprendenti, che oggi sul sesso, cose che noi siamo abituati a coprire, tabù e così via, no, qui non c'è nessun tabù, si discute di tutto, basta che uno ponga la domanda e si discute, e non si rinuncia volentieri a queste cose, a questa grande libertà, e il Talmud è stato purtroppo bruciato più volte nel corso della storia proprio perché era l'espressione della libertà totale di pensiero. Questo io credo che sia uno dei più grandi contributi che il mondo ebraico abbia dato all'Occidente. Sì. Uscendo un attimo da aspetti di carattere religioso o sociale o altro ed entrando in aspetti invece di carattere economico-commerciale, come leggete la previsione comunitaria che si deve indicare nei prodotti che vengono esportati non da Israele ma dai territori occupati o Cisgiordania o West Bank o definitela pure come volete, la ritenete forse la coniugazione di carattere commerciale dell'antisemitismo o la ritenete unicamente una norma di carattere commerciale, punto e basta? Io farei una definizione ancora più semplice, semplicemente lo stupidato, ma quindi a parte questo, che forse è riduttivo perché in realtà c'è dietro in effetti anche questo significato che tu hai voluto appaiare all'antisemitismo. In effetti c'è una ritorsione, un desiderio di ferire, di colpire che in realtà ha pochissima valenza pratica, perché si riferisce a dei prodotti che non sono certo quelli che incidono nell'economia mondiale. Si pensi che Israele è il principale produttore al mondo di tech, oltre che produttore, inventore e anche poi produttore di tech. Questo colpire la produzione agricola in qualche zona è intuibile che non ha una vera ragione economica quanto quella psicologica, che poi penso mi fa dire una stupidata, perché questi burocrati che hanno pensato questa cosa non hanno considerato l'altra faccia della medaglia. Vi cito un esempio per tutti: il Soda Stream. Vi ricordate il puzzo, come dicono in Toscana, che è stato fatto intorno alla vicenda del Soda Stream? Qual è stato il risultato? Che di fronte a questa situazione Soda Stream ha detto: sì, scusate, io trasferisco le mie fabbriche, la mia fabbrica nel Negev, e in questo momento ci sono 900 lavoratori palestinesi
palestinesi che lavoravano alla Souda Stream disoccupati, ripeto, da amici così di Stato Dio e amici di periferia, quindi è tutta una sciocchezza. Ad ogni modo questo assiste mi dà l'occasione di annunciare che il prossimo, se mi consente questo spot, la prossima manifestazione di Italia Israele sarà proprio una manifestazione di boicottaggio durante il boicottaggio, se si passa l'espressione comunque di sostegno a Israele sotto questo aspetto. Lo faremo in accordo e con il sostegno dell'ambasciata di Israele. Lo faremo qui a Udine, la data non lo posso comunicare perché non posso pure io in questo momento, non l'ho ancora decisa, ma vi chiederò di essere presenti e sostenitori in questa evenienza. Grazie. Posso? Buonasera intanto, per chi mi conosce, io mi so benissimo, sì, sono un cattolico praticante amicissimo, super amicissimo, non si può dire, ma non so che si può dire, del popolo ebreo, e loro sanno di bene, non so per come sono, no, faccio mezzo notte, però voglio dire, sì è vero, i nostri insegnanti e oratori bravissimi, purtroppo è vero, queste cose tremendi che sappiamo, documentate, però ecco, tante cose vorrei aggiungere, quel povero ignorante che sono, quello vecchio fuori di seri, questi seri, alcune cose positive che anche la nostra Chiesa Cattolica dice, ultimamente, impegnandosi sul serio a fare amicizia e andare avanti come si deve. Papa Giovanni, dopo il concilio, l'ha fatto togliere, un po', scusate, un po' fortina, posso propriare finisci versi, no? Cioè, si finiscono, non mi finisco, propriare e basta. Sono parolacce, anche lo crediamo, scusate, ci ho capito vero. E poi, i bellissimi, c'è quello lì, esatto, ecco, e poi i suoi tre protettici, Papa Contigua, Papa Ratzinger e adesso Francesco, ognuno sotto suo, si è dato il politico tutti quanti, a visitare il sinagoga e pregare prima di questo momento. Siamo fratelli, voi siete i nostri fratelli maggiori, quelli che veniamo alla faccia della luce per pescarsi, io sono da suonarsi, baccalà, e facciamo pace, e quindi si trovano volessi bene che non posso dire. Grazie ragazzi, e magari già potete visitare la sinagoga e conosciamo Israele. L'anno prima non l'ha fatto, potrebbe essere una bella idea. Conosce meglio Israele, la sua storia, la sua religione, la cambia per caso partito. Grazie, scusa la tastiera del Ci sono altre domande, altre curiosità? Io direi, allora, l'amico che è intervenuto, che ha ricordato un evento accaduto pochi giorni fa, la terza visita di un Papa in sinagoga, nella grande sinagoga di Roma. C'è stata ovviamente una piccola, direi, proporzionalmente rispetto agli encomi, è stata piccola, polemica relativa alla difficoltà che il pontefice e la Chiesa tutta nel pronunciare la parola magica Israele, ma questo è emerso chiaramente dall'incontro che è stato promosso dall'Associazione Italia Israele qualche mese fa, alla presenza appunto dell'ambasciatore dello Stato di Israele in Vaticano. E vedete, insomma, anche credo che questa immagine iconica del grande abbraccio, perché avete visto tutti, il Papa Francesco ha desiderato stringere la mano a un sacco di persone dentro quella sinagoga, soprattutto ai sopravvissuti della Shoah. Credo che queste immagini valgano più di tante parole e quindi ritorniamo a una frase con cui abbiamo aperto questo incontro: sogniamo un'Europa in cui non ci sia più bisogno di celebrare la giornata della memoria e di parlare di antisemitismo. Quindi grazie a Giorgio Linda, grazie a Elio Camillo, rispettivamente presidente dell'Associazione Italia Israele del Friuli e rappresentante udinese della comunità ebraica di Trieste, grazie a tutti
tutti voi, grazie al Comune di Udine e buona serata.